forno, cotto una volta. Aspetta, e poi poi faccio un sondaggio. Voi lo sapevate che il biscotto è cotto 2 volte? Chi lo sapeva? Vabbè, perché siete tutti parenti di Grondona, per forza. Oh, ben ritrovati tutti qui alla Casa Grondona, dove facciamo questo speciale Scucuzzun, che è una trasmissione che voi avete seguito, vi ho visto che mi avete già chiesto di tutte le trasmissioni che ci sono già state. Questo è uno speciale che facciamo in tema food and beverage. Infatti Casa Grondona un po' centrerà, con me ci sarà a parlare di come siamo noi genovesi e come siamo arrivati ad essere così genovesi dal punto di vista storico. C'è una persona speciale, un amico, una grande persona che si occupa di queste cose qui, uno scrittore di romanzi storici, uno studioso della storia di Genova, Pier Guido Quartero. Ecco Pier, se tanto prima di iniziare in argomento ci puoi dare una chicca mezza storica? Ma partiamo, guarda, qua sul tavolo qualcuno ha posato un pacchetto di canestrelli. Canestrelli? Canestrelli. Volevo raccontare di una cosa tipicamente genovese, e cioè i canestrelli non soltanto sono stati usati come moneta in Val Trebbia, come moneta? Nel 500, sì, come moneta di scambio. I canestrelli? Sì. E successivamente sono stati, la cosa più importante è che successivamente, quando Genova fu autorizzata dall'imperatore a battere monete d'oro, il genovino, non l'avrete sentito nominare, il genovino, sì. 1252. 1252, il genovino ce l'abbiamo? Il genovino d'oro aveva fra le sue decorazioni delle piccole, delle rollette, dei biscottini, dei canestrelli genovesi. Perché diavolo ci abbiano messo i canestrelli per fare decorazione non è chiaro. Quello che posso dirvi, sempre parlando di caratteristiche genovesi, è che il genovino, che fu la prima moneta d'oro battuta in Europa dopo la caduta dell'impero romano, non ebbe però grande successo, cioè circolava poco. Questo perché i mercanti genovesi, quando c'era una nuova emissione, si accaparravano tutte le monete, perché a loro non interessava avere degli strumenti di pagamento, gli interessava prendere l'oro, metterselo in cassa e non toccarlo più, perché l'oro non si svalutava, era un bene da conservare. Per i pagamenti usavano strumenti più moderni, il pagherò, la promessa di pagamento, l'ordine di pagamento, il conto corrente, e quindi economia di carta, dove la carta valeva per quello che c'era scritto. Usavano la carta a quei tempi, avevano il posto nel 1200. E questo spiega come mai i genovini ne girarono pochi, ecco, sostanzialmente. Di questo amore dei genovesi per l'oro, se posso parlare ancora un minuto, certo. È testimone anche una poesia che fu scritta da un importante poeta spagnolo barocco, De Quevedo, il quale scrisse questa poesia Don Dinero, in cui prendeva in giro la situazione dicendo che l'oro nasce in America, fa il giro del mondo, va a morire in Spagna. A quei tempi c'era Carlo V, si spendeva molto in Spagna. Quindi nasce in America? Nasce in America, gira il mondo, arriva in Spagna dove muore e poi viene sepolto per sempre a Genova. Grazie dell'antipasto. Abbiamo una persona che serve per tradurre tutta la genovesità in maniera internazionale. Abbiamo la sobria Chiara Lippi, che ti sei messa il lamè, non so, guarda come siamo. Lui si è vestito da salesiano, io da Decathlon. Capito, elegante, avevo capito. Okay. Vabbè. Chiara Lippi! Ad esempio, dici, il denaro nasce in Spagna, muore... Dove nasce? No. Nasce in America. Nasce in America, muore in Spagna, viene seppellito a Genova in spagnolo. El dinero nace en Estados Unidos, viaja
todo el mundo iba a morir en España. Com'è? Va a morire? Muere en España, Muere va a en morir en España. España. Por ser Por ser seppellito, come si dice? Sepuldo. Sepúlvedo. Sepulvedo. Sepúlvedo en Génova. Va bene. Genova. Nei ringraziamenti iniziali non possiamo che ringraziare Casa Grondona e quindi la famiglia Grondona che c'ha. Possiamo citarvi voi Grondona? Dovete nell'anonimato l'ombra dell'ombre. Io devo ringraziare la famiglia Grondona perché è stata una delle sponsorizzazioni più divertenti che abbiamo mai fatto, perché tutte le volte che facevamo questi incontri per definire registriamo o non registriamo, io uscivo con uno scatolone pieno di laggaccio, di canestrelli, andavo a casa, mia mamma che diceva sei andato da Grondona? Sì mamma, abbiamo raggiunto, e veramente facciamo un grosso applauso ancora. Ma entriamo invece nel vivo, no, di quello che vogliamo parlare stasera. Allora, Genova, la prendo un po' alla lontana. Genova è mare e monti, anzi, monti e mare. Stretti, no? Siamo un popolo stretto da questi monti, da questo mare. Siamo infatti gente, cioè abbiamo un po' di nervosa fior di pelle quando ci svegliamo, per via che siamo schiacciati. Ma siamo sempre stati schiacciati. Se noi guardiamo tutti i genovesi, lo dico anche a una ragazza croata che c'è lì, voi siete incazzati in Croazia? Noi ci svegliamo proprio incazzati, ci svegliamo con il belino di traverso, si dice. Ma perché? Perché la regione Liguria è fatta a forma di belino di traverso, no? E se andiamo a vedere i genovesi famosi, Paganini, era uno che suonava il violino, dice il violino, è uno strumento dolce, no? I capricci del diavolo faceva, poi spaccava una corda, vaffanculo, non la compro. Poi se gli chiedevi il bis, lui si incazzava, che prendeva dei cachet più alti di Fabio Fazio a Sanremo, bene, ma gli chiedevi di farne ancora una, vaffanculo. Mazzini, avete mai visto un monumento di Mazzini che sia sorridente? È sempre così. Anche i piccioni, hanno paura a cagargli in testa. Ma è sempre così. Poi per i cantautori, De André, la tristezza di De André. Quando vado in fuori a fare gli spettacoli fuori Genova, dico noi ascoltiamo solo De André. Anche quando ci sono le feste, i battesimi, De André. A Capodanno siamo tutti lì, meno 4, 3, 2, 1. Via del campo c'è una... Bene, ci divertiamo a Genova. E lui era talmente conscio di essere uno che portava negatività al mondo, che quando l'hanno rapito ha dato ragione ai rapitori. Io mi sono fatto una domanda, noi siamo così, ma dov'è che lo vediamo? Che siamo così arcigni, lo vediamo, tanto là si ammazzano, si sparano. Lo vediamo da quello che mangiamo. Noi mangiamo delle cose, la galletta del marinaio, l'avete mai... Adesso è una cosa che va di moda, qualsiasi cosa prendi, C'è in vendita di là, a che prezzo? Carissimo. Beh, a parte che io 10 anni fa non sapevo manco che esistesse la galletta del marinaio. Adesso sembra come la rucola. Sai quando era uscita la rucola, quando era uscito lo zenzero? Adesso la galletta del marinaio, qualsiasi cosa la galletta del marinaio. Perché è arcigno, il pan dolce. Bellissimo. Allora, cerchiamo di capire da dove vengono queste cose qui, se sono veramente parte della nostra cultura, se storicamente fanno parte del nostro modo di mangiare. La galletta del marinaio. Ci puoi dire qualcosa della galletta? Adesso ti tiro un pugno in faccia se non mi parli della galletta del marinaio. Sì, in realtà la galletta del marinaio nasce da un'esigenza che è molto sentita dalla genovesità, posto che parlando di marinai per l'appunto, il problema che c'è sempre stato fino diciamo a fine 800 è stato quello di conservare i cibi a bordo. Ragion per cui era facile arrivare a avere lo scorbuto, questo genere di malattie, e non era facile avere cibi per mantenere l'equipaggio. Oltretutto gli equipaggi, quando si andava ancora a vela o a remi, dovevano essere degli equipaggi molto numerosi e quindi questo problema dell'alimentazione era molto forte. Una delle soluzioni utilizzate fu appunto quella del biscotto, che si capisce subito, biscotto cotto 2 volte, cioè un prodotto da forno cotto una volta. Aspetta, e poi faccio un sondaggio. Voi lo sapevate che il biscotto è cotto 2 volte? Chi lo sapeva?
Vabbè, perché siete tutti parenti di Grondona, per forza. Perché il biscotto cotto 2 volte, la bistecca 2 tecche, la bisboccia è che ci vogliono almeno 2 bocce di vino per fare un po' di allegria, se no niente. È quello, giusto? Vada avanti. E andando avanti, in realtà del biscotto ci parla già Virgilio molto tempo fa. Nell'Eneide, mi sembra al terzo canto, o al terzo o al sesto, ci sono le arpie e le quali minacciano Enea dicendogli il tuo equipaggio sarà così ammalpartito nella sua situazione che sarà costretto a nutrirsi con le mense. La mensa era un piatto fatto di biscotto durissimo sul quale si appoggiava il cibo e veniva poi rimesso da parte perché non era da mangiare subito, serviva come piatto di cucina. Essere ridotti a sgranocchiare le mense voleva dire essere ridotti veramente malissimo. Dopodiché, aspettate che siccome sono vecchio e rincoglionisco, mi sono messo degli appunti. Intanto è stato... Come si dice vecchio rincoglionito in spagnolo? Viejo, rincoglionito dai, no. Rincoglionito non è... No. C'è una parola che usano molto nel biscottificio Grondona che è lievito madre. Lievito che madre. sembra un'imprecazione spagnola, Lievito. lievito madre. Se hai bisogno io posso, già che sono qua. Perché fa anche Sì, badante, ringrazio, aggiungi qualcosina in più, Ho vedi? evidenziato delle cose in rosso. Io per 2 lire in più ti leggo. Ti ringrazio, ma non è necessario. Come stavo dicendo, succedeva che il biscotto poi durante il viaggio fosse un po' l'acqua di sentina che lo bagnava, eccetera, un po' che faceva i vermi, un po' i topi che ci andavano a cagare sopra, insomma. Il biscotto non era un piatto così meraviglioso, ce n'era diritto a averne 2 kg al giorno, pensate di biscotto secco, quindi bagnato chissà che cosa doveva rendere. E però la gente lo mangiava proprio perché non aveva altro. E la situazione era questa. Chi stava meglio erano i marinai liberi, Buonavoglia, questa gente qua. Avete sentito mai parlare dei Buonavoglia? Erano quelli che si arruolavano in porto per viaggiare sulla nave, ma lo facevano liberamente. Poi c'erano i prigionieri di guerra e gli schiavi, che invece venivano incatenati ai remi anche se non volevano. Ecco, questi erano quelli che quando il biscotto era bello marcio, quello lì veniva dato a loro, agli altri si davano quelli buoni. E questo piatto particolare che veniva servito agli schiavi prese il nome di matamoro, ossia ammazza il moro sostanzialmente, sempre parlando in spagnolo. La galletta del marinaio adesso la utilizzano per il capomagro. E adesso si usa per il capomagro, devo dire che sul capomagro una cosina da dire ce l'ho. Dicela. Ed è che secondo me è una specie di esaltazione, di rappresentazione dell'ipocrisia del genovese. Perché il capomagro, che a me piace moltissimo, viene presentato come il cibo della sera in cui si mangia di magro, prima di Natale. E quindi è una cena in cui si fa sacrificio e si mangia di magro. Peccato che poi mangiando di magro ci si mettano i frutti di mare, l'aragosta, i gamberi, i funghetti sott'olio, qualunque cosa, e naturalmente quindi diventa un piatto prelibrato e costosissimo con l'unica particolarità che dentro non ci si mette la carne di manzo, ma ci si mette il musciamme magari. Ecco. Ma biscotto. Mi viene in mente che dalla galletta del marinaio, poi se tu ci metti un po' di zucchero, di burro... Arriviamo al biscotto dell'agaccio, è qui che vuoi arrivare. Belli, ma... Chissà come mai, ma io non so perché. Innanzitutto l'agaccio da dove è? Al quartiere di Genova. Genova, come sappiamo tutti, era una repubblica. Abbiamo vinto la cosa delle repubbliche marinare, avete visto? Quando ero ragazzo perdevamo sempre, stavolta 3 volte di seguito che vince Genova, è incredibile. Cosa stavo dicendo? Parlavamo di Sinner. Aspetta. Sinner contro Djokovic. L'agaccio. No. L'agaccio. Che Genova, essendo una repubblica, aveva la caratteristica che
nessuno poteva, non c'era un re che potesse avere una reggia. Se uno avesse voluto farsi delle cose un po' speciali, veniva guardato un po' male dalle altre famiglie importanti. Tant'è vero che lo stesso principe Doria, che era principe perché era principe di un paese giù in Basilicata, perché principe a Genova non l'avrebbero mai fatto, era principe di Melfi. E lui si fece che principe di Melfi. Quando volle farsi una villa, fece una villa meravigliosa, ma villa un po' fuori, a Fassolo, è quella che ancora oggi conosciamo come Palazzo del Principe. Per dare acqua ai giardini di questa villa e ai servizi igienici e tutto il resto, fu addirittura realizzato un impianto apposito che prendeva l'acqua che veniva dai rivi che c'erano a monte sopra la villa. E così il Palazzo del Principe aveva un proprio sistema idraulico che lo riforniva, lo faceva funzionare. Poco sotto a questo lago artificiale che è stato fatto, che è stato chiuso negli anni 60, era morto un ragazzo, ci è rimasto annegato e lo hanno interrato, adesso c'è un impianto sportivo. Abbiamo anche, adesso la giriamo in cronaca nera. Nel lago, che lo chiamavano comunque invece... E comunque diciamo che sotto allo sbocco del lago, poco più giù, c'era un forno che produceva i biscotti. Aspetta che forse però non abbiamo detto che si chiamava il Lagaccio. Stiamo parlando del lago del Lagaccio. Lago del Lagaccio o il Lagaccio? Ah, carina questa domanda. È come Piazza Campetto che invece è solo Campetto. No, sicuramente era il Lagaccio. Dopodiché però col tempo è stato chiamato il lago del Lagaccio. Hanno fatto il lago per dare l'acqua al Palazzo del Principe, un lago subito i genovesi in senso di gioia hanno chiamato il Lagaccio e quello da lì è diventato il Lagaccio, lì c'era un forno che faceva dei biscotti. Esatto, e faceva i biscotti normali. Dopodiché a qualcuno venne la buona idea di metterci un pochino di vaniglia e di aromatizzarli con un po' di anice e quindi per renderli dolci, così si potevano pucciare nel caffè latte sostanzialmente. E da lì nascono i biscotti. E da lì nascono i biscotti del Lagaccio. Conferma? Le fonti storiche del posto ci confermano. Allora, la galletta del marinaio, i ricchi, Capomagro, i medi, acqua e sale, aceto, i poveri, merda di topo. Esatto. Ok. No, si va al Palazzo del Principe, si va in su, si fa il lago, il Lagaccio, si fanno i biscotti del Lagaccio, arriva Frank Sinatra e fa la sua famosa canzone Lagaccio Under My Skin, no? Che era quella che fa... Vedi ragazzi, non potete non conoscere. Al Lagaccio m'han fatto il Vespin, al Lagaccio mi han fatto girare il belin, ho detto mi chiamo un taxi, mi han fatto il telefonino, al Lagaccio non ci andrò mai più. Bravi. Biscotti del Lagaccio in inglese si dice? In inglese? Sì. Oh yeah. The Lagaccios Biscuits. Del Lagaccio Biscuits, va bene. Promossa? Bene, vi ho soddisfatto, vero? Il pan dolce, da dove arriva? Perché siamo così? Perché dobbiamo fare un dolce? Guarda un po' che cazzo di dolce non è... Questo è il ciambellone, vabbè, ma è la stessa... Noi siamo fatti dalla stessa sostanza del pan dolce, come diceva Shakespeare. Va bene, ma mi mangerò il ciambellone, affanculo. Ma diciamo che c'è Adesso facci la storia del ciambellone, così la facciamo contenta. anche del ciambellino. Il ciambellino a Milano. Ecco. L'uso di fare dei pani o delle focacce dolcificati con canditi e altre delicatezze e dolcezze c'è sempre stato. Soprattutto lo facevano quelle città che avevano
un'attività mercantile forte, e quei mercanti avevano rapporti anche con paesi lontani, ragion per cui gli era più facile avere delle cose aromatizzate, pensate al panforte senese, queste cose qua. E naturalmente anche i genovesi avevano questo pan dolce che era particolarmente ricco di canditi, pinoli e altre cose simili, e che attestava della ricchezza che i mercanti genovesi portavano nella città in qualche modo. C'è una specie di leggenda, non so se sia vero, secondo me è abbastanza improbabile, per cui il pan dolce genovese sarebbe nato da una specie di concorso bandito da Andrea Doria per avere un prodotto dolce che fosse quindi buono e dolce, che fosse di lunga durata, andare sulle navi. Quindi resistente, duro, solido, che non andasse male facilmente, tutto questo genere di cose. Ragion per cui in qualche modo nasce questo dolce piuttosto robusto, piuttosto tosto. Trugno, che poi è di due tipi, perché c'è quello da pasticceria che è più dolce col burro, con tanto burro, meno lievitato in qualche modo, un po' più compatto, che si sbriciola. L'altro invece è quello da forno, che secondo me è il vero pan dolce genovese, è il cosiddetto pan dolce alto, che è un po' meno da pasticceria, ma forse si riesce a mangiarne un pochino di più perché non ti si proprio ingolfa così, no? Ecco. Guardano tutti te, non so come mai. Io ne ho mangiato. No. Va bene. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi. Ringrazio la famiglia Grondona di averci ospitato, la Casa Grondona, Chiara Lippi per la preziosa traduzione sempre puntuale e precisa. Basta chiedere. Io vi ringrazio e facciamo un grosso applauso al mio compagno di battaglia Pierguido Quartero.